Giura sulla Costituzione tra gli applausi del pubblico in sala Guglielmo Caversazio, 27 anni, uno tra i sindaci più giovani del territorio che con la prima seduta del rinnovato Consiglio Comunale inizia il suo nuovo ciclo amministrativo. È una grandissima emozione ovviamente, ho fatto 5 anni in questo Consiglio nei banchi dell'opposizione, adesso ovviamente è una grandissima emozione questo primo Consiglio da sindaco di un'esperienza che durerà 5 anni e che sarà sicuramente un bellissimo viaggio. Dopo il giuramento il sindaco ha nominato la sua giunta e il vice che sarà Fabiola Brunetti, un consiglio comunale subito operativo. All'ultimo punto dell'ordine del giorno c'era la presa d'atto del piano economico finanziario e l'approvazione delle tariffe Tari relative al 2024. L'amministrazione uscente, che con 4 consiglieri si è seduta tra i banchi dell'opposizione, aveva previsto di coprire l'aumento, circa 122.000 euro dovuti al passaggio del servizio alla città metropolitana di Genova, con una quota dell'imposta di soggiorno. La nuova amministrazione ha ritenuto invece di non ratificare il provvedimento destinando le risorse al miglioramento dei servizi igienici cittadini, confermando quindi gli aumenti ma anche un possibile incremento del fondo destinato al sostegno delle famiglie in difficoltà. Extra costi che non sono imputabili alla precedente amministrazione né tantomeno all'attuale amministrazione. Era una scelta proprio fatta per evitare di andare a toccare le tasche dei cittadini in un momento in cui purtroppo viviamo un momento storico in cui il costo della vita, il costo dei servizi è in vertiginoso aumento e questo ci sembrava una buona impostazione da poter mantenere. Prendiamo atto dalla delibera presentata e proposta questa sera alla discussione del Consiglio che la nuova amministrazione ha un intendimento diverso, niente di male, noi restiamo della nostra opinione. Abbiamo deciso di non sterilizzare con l'imposta di soggiorno questo piccolo aumento perché abbiamo creduto che l'interesse collettivo nell'avere alcune opere importanti, tra cui la ristrutturazione dei bagni pubblici, fosse più importante che garantire un piccolo beneficio marginale ai singoli. Detto questo, sappiamo che per molte persone quei pochi euro in più di aumento possono fare la differenza e proprio per questo stiamo già valutando di incrementare il fondo a sostegno delle difficoltà proprio per eventualmente andare incontro a quelle persone per cui anche questo piccolo aumento di pochissimi euro e quelle famiglie potrebbe mettere in difficoltà.